Non è festa del papà senza la tradizionale zeppola di San Giuseppe. Come ogni anno, le pasticcerie e le cucine di casa si riempiono del profumo di questo dolce simbolo della giornata. Fritte o al forno, farcite con crema pasticcera e amarene, le zeppole restano protagoniste indiscusse, attirando lunghe file davanti a pasticcerie e laboratori artigianali fin dalle prime ore del mattino. È un dolce classico del sud, quindi noi abbiamo scopazziato, poi abbiamo un po' copiato a nostro modo. Diciamo che la zeppola nasce perché si dice che San Giuseppe, quando si spostava dall'Egitto, le friggeva, le cucinava appunto e le vendeva per avere qualche soldino in più per poter mantenere la famiglia. Quindi questa cosa è anche molto particolare e molto bella. Detto questo, giù al sud si utilizza sempre friggerle una volta sullo strutto, adesso fortunatamente nell'olio. Diciamo che è un po' più pesante, un po' più grassa, per cui noi usiamo la variante cotta al forno, quindi una classica patasciù che però viene poi cotta al forno, noi ci mettiamo un crackling sopra, quindi la parte croccante, viene sempre farcita e poi noi ci sbizzarriamo perché le facciamo veramente in diverse tipologie. Non è solo una questione di gusto, ma anche di memoria. Molte famiglie tramandano ricette e gesti, trasformando la preparazione in un momento di condivisione tra generazioni. La festa del papà si conferma così un'occasione semplice ma sentita, dove il calore degli affetti si mescola ai sapori della tradizione italiana. Non mancano però le rivisitazioni. Partiamo con la classica, crema chantilly e amarene, assolutamente sempre amarene, e poi noi abbiamo fatto le varie varianti. Una variante tra le tante è sempre crema chantilly e una crema al mascarpone per arricchirla un po'. Una che a me piace molto, personalmente, è fatta proprio con il tiramisù, quindi non una crema al mascarpone, ma con i rossi d'uovo e una ganache al pistacchio, spettacolare. E se no la quarta variante che abbiamo è una ganache al lampone e una mousse al cioccolato. Questa è in realtà, volevo fare un classico Saint-Honoré, quindi una parte bassa con una crema chantilly e con un bignè sopra che poi rappresentava un po' la barba del papà. È fatto con una ganache montata. All'interno del bignè, proprio per fare una variante un po' diversa, c'è una ganache al lampone, quindi abbiamo varie strutture, varie tipologie di aspetto. Poi abbiamo abbellito naturalmente col cappellino perché è il baffetto del papà classico, ci stava proprio.